48enne in rianimazione colpito da meningite, ricoverato a Castelfranco, scatta la profilassi per una quindicina di persone tra familiari e colleghi di lavoro. Carenza di medici negli ospedali veneti, chiuso il bando per l'inserimento di neolaureati nei pronto soccorso, presentate 224 domande. Zaia, le altre regioni ci stanno copiando. A Treviso la provincia del Veneto con meno reati denunciati nel 2018 secondo la classifica del Sole 24 Ore. Per il prefetto risultato positivo, ma non bisogna abbassare la guardia. Fisco e imprese, l'ultima novità in tema di controlli è un software che sta facendo arrabbiare gli artigiani pronti all'ostruzionismo digitale e, se non basta, anche alla rivolta fiscale. A Fontanelle festeggiati i primi 30 anni della Casa Alpina dell'Accoglienza, recuperata nell'87 dagli alpini della sezione di Treviso. Sport basket, gara persa solo nel finale, sconfitta bruciante per la De Longhi Treviso nella tana della Fortitudo. Sabato al Palaverde arriva la Reyer Venezia. Festa grande ieri a San Martino, richiesta dal Pago per la riunione dei barattini, erano oltre 300 tutti discendenti dal medesimo albero genealogico. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La sanità in primo piano, 48enne ricoverato in rianimazione colpito da meningite, scatta la profilassi per una quindicina di persone tra familiari e colleghi di lavoro. Torna nella Marca l'incubo meningite. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Castelfranco un 48enne di Riese Pio X. Sabato sera l'uomo era stato accompagnato dai familiari all'ambulatorio della Guardia Medica di Castelfranco. Presentava una sintomatologia importante con febbre elevata, cefalea intensa, stato sensorio compromesso. Il medico di guardia ha immediatamente allertato il 118. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale dove è stato ricoverato. Gli accertamenti sanitari hanno permesso di verificare che si tratta di un caso di meningite da meningococco. Il paziente è stato sottoposto a terapia antibiotica, la prognosi è riservata, ma la situazione sembra evolvere positivamente rispetto alla gravità dell'esordio. I dati che abbiamo a disposizione sono in miglioramento. Il paziente ha avuto una fase critica iniziale che si sta, a nostro parere, gradualmente risolvendo, e quindi speriamo che questo trend di andamento clinico e laboratoristico continui fino a completa risoluzione del quadro. La meningite da meningococco B è una delle forme più pericolose e contagiosa. Ci sono delle forme, quelle che noi definiamo fulminanti, che possono evolvere molto rapidamente nell'arco di 12-24 ore, e molto resistenti alla terapia e pericolose per la vita. Non è questo il caso. C'è stata una fase in cui sembrava comparissero degli indicatori in questa direzione, ma poi abbiamo visto una rapida inversione di tendenza. Non appena avuta conferma della diagnosi, il Dipartimento di Prevenzione di Asolo ha contattato i familiari e colleghi di lavoro del 48enne per l'avvio della profilassi, che interesserà complessivamente una quindicina di persone. Carenza di medici negli ospedali veneti, chiuso il bando per l'inserimento di neolaureati nei pronto soccorso, presentate 224 domande sui 350 posti disponibili. Rispetto a una richiesta di 350 persone, medici per il pronto soccorso, e oggi hanno risposto in 224. Carenza di medici negli ospedali veneti, si è chiuso il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati ma non ancora specializzati, da inserire con un contratto autonomo nei pronto soccorso. Oggi ci sarà l'analisi di questa domanda per poi partire con il corso di formazione che sarà fatto con l'università. È partito venerdì invece l'altro bando, che è quello per i 150 per l'area internistica. All'appello mancano in Veneto 1300 dottori. Per fronteggiare l'emergenza la Regione ha aperto un tavolo con l'Ordine dei Medici e l'Università per immettere gli specializzandi di quarto e quinto anno in corsia, ed il Presidente della Regione Luca Zaia ricorda che il documento veneto è stato fatto proprio ed approvato da tutte le regioni, inviandolo già il 26 settembre al Governo e al Ministero della Salute. Non butteremo mai allo sbaraglio questi ragazzi, ha aggiunto Zaia, ma li inseriremo gradatamente vicino ai colleghi strutturati e ad occuparsi delle situazioni più semplici, non certo dei codici rossi. Altra questione è quella delle retribuzioni, più alta nel privato che nel pubblico. I nostri medici sono in gambissima, tutti i nostri operatori, abbiamo 68 ospedali, 54.000 dipendenti, siamo regione di riferimento, dopodiché c'è un problema che è quello che i medici nel privato vengono pagati di più, cosa che noi non possiamo fare. L'altro problema è che non ci sono più medici.
E nuovo passo in avanti per lo IOV di Castelfranco con la cessione di un terreno che servirà per la costruzione dei nuovi bunker per la radioterapia. La fredda contabilità parla di 30.000 nuovi casi all'anno in tutta la regione del Veneto, tanti troppi, ma gli indici di guarigione, questa è la buona notizia, sono sempre più elevati, fino al 95% solo per i tumori al seno. Queste le premesse del nuovo passo in avanti verso la piena operatività del polo oncologico al San Giacomo di Castelfranco, con la firma dell'atto di cessione del diritto di superficie per 40 anni da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana a favore dell'Istituto Oncologico Veneto. Il terreno ceduto, che si trova davanti al monoblocco dell'ospedale Castellano, servirà per costruire 4 bunker per la radioterapia, dove saranno collocati strumenti dell'ultima generazione come gli acceleratori lineari, un'operazione da 7.300.000 euro su 3.000 metri quadrati. Insomma, prosegue la trasformazione dell'ospedale di Castelfranco da cadavere eccellente, come definito dallo stesso Zaia, a polo di riferimento, e sulla concorrenza con la sede storica di Padova arriva un chiarimento. Padova è la sede storica, Castelfranco è una sede nuova, dal 18 abbiamo iniziato progressivamente in collaborazione con la ULSS numero 2, questo diventerà un polo chirurgico di eccellenza a livello nazionale e con tutti i servizi anche oncologici di riferimento. E se l'avvio dei cantieri è previsto per l'estate del 2020, procedono gradualmente i trasferimenti delle unità operative in vista di un nuovo traguardo per la sanità di Castelfranco. Noi stiamo lavorando per liberare il 10° piano e quindi dare possibilità a altre unità operative dell'IOV di entrare, e per noi è importante perché faremo anche l'ospedale di comunità. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla sanità, passiamo a parlare di sicurezza, perché è Treviso la provincia del Veneto con meno reati denunciati nel 2018, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Sì, è un dato confortante, che soprattutto, come dire, un riconoscimento anche per l'impegno delle forze dell'ordine. Commenta con soddisfazione il prefetto Maria Rosaria Laganà la classifica sull'incidenza della criminalità nelle province italiane stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo cui Treviso è 100ª a livello nazionale su 106 per reati denunciati nel 2018. 2.352 ogni 100.000 abitanti, meno di tutte le altre province venete, Rovigo e Belluno comprese. Un territorio non particolarmente vocato alla delinquenza, e questo già è un buon dato di partenza. Poi c'è un'ottima sinergia tra le forze di polizia e le polizie municipali, con anche impegno da parte dei sindaci a fare la loro parte, sia in termini di impianto di videosorveglianza, ma anche nel favorire quelle che sono le forme di collaborazione, il controllo di vicinate e quant'altro. Treviso nella parte bassa della classifica, quindi, ma con denunce in aumento rispetto al 2017, più 1,9, e con una crescita significativa di reati come l'estorsione, più 16,4%. Provincia sicura, quindi, i cittadini confermano, anche se con qualche distinguo. Ma penso abbastanza di sì, forse non al 100%, ma tutto sommato mi pare di sì, si vive tranquillamente, anche io ci lavoro qui e sono abbastanza soddisfatto, insomma. Il cittadino si prepara, parla, no? Si confronta, per cui occhio, c'è un'auto, c'è la persona, stai attento a quello, stai attento all'altro. Per il resto viviamo ancora in una bella città. Ed è sicura, però ci sono ancora dei quartieri che vanno a rubare, zingari che vanno a rubare e che dovrebbero un po' controllare. Zona stazione no, ho fatto la pendolare per anni e purtroppo c'è un degrado negli dintorni della stazione. Prima provincia in Veneto per reati denunciati Venezia, quinta a livello nazionale per furti con destrezza, segue Padova che è tuttavia nona per reati legati agli stupefacenti. Quindi Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno 97esima, che segna però un aumento delle denunce dell'8,1%, infine la Marca. Siamo tutti, come dire, consapevoli che la guardia non va mai abbassata, facciamo tavoli periodici, cerchiamo di coinvolgere i sindaci anche su tematiche che riguardano la criminalità in senso ben più pericoloso, la criminalità organizzata, e anche da questo punto di vista la risposta è assolutamente positiva, c'è la consapevolezza di un territorio sostanzialmente sano che va quindi preservato. E la sicurezza partecipata in costante aumento in provincia di Treviso, non solo con il controllo del vicinato, ma anche con massicce sempre più adesioni all'associazione Furti in Corso. Da una classifica del Sole 24 Ore, la Marca è
è una delle province più sicure in Italia. Come se lo spiega lei? Ma io me lo spiego per il fatto che io ogni giorno mi scontro con questa realtà, nel senso che purtroppo la cultura della denuncia è quasi inesistente. Ad oggi ci sono delle persone che comunque vengono prese di mira con furti e anche semplicemente aver scassinato una porta, una finestra, e non denunciano il fatto, cosa che noi cerchiamo sempre di far capire, che non denunciando il fatto poi escono queste classifiche dove sembra che sia tutto rose e fiori, ma purtroppo non lo è così, quindi la percezione della classifica è una percezione diversa. I risultati dell'indagine del Sole 24 Ore non corrispondono alla realtà. È scettico il presidente Christian Demma dell'associazione Furti in Corso, gruppo social con quasi 18.000 like sulla propria pagina, diventato una vera e propria libera associazione di cittadini per la sicurezza partecipata. Diversa dal controllo di vicinato, l'associazione Furti in Corso è presente in 5 comuni della Marca, dove le famiglie pagano una quota per avere il proprio quartiere sorvegliato dai vigilantes privati. È presente ufficialmente a Roncare, a Silea, a San Biagio di Callalta, a Carbonera e a Casier, dove ormai possiamo anche tirare un pochino le somme, visto il successo che c'è stato, un abbassamento notevole degli interventi dei furti in questione. Furti in Corso da metà novembre entrerà a regime anche a Ponzano con il patrocinio del comune. Ma partirà dopo la prima riunione, quindi dopo la prima decade di novembre partirà ufficialmente il patrocinio con Ponzano Veneto. Osservare la presenza di auto e di persone sospette che stazionino in atteggiamento di osservazione e di attesa, segnalando nelle chat tutto quello che accade nel territorio, ma non solo. I cittadini su base volontaria e in futuro anche a Ponzano potranno versare una quota partecipativa per la vigilanza di un istituto privato. Nelle ore notturne una pattuglia presiederà le strade del paese. E di sicurezza hanno investito quest'anno anche le fiere di San Luca, dotandosi di 6 vigilantes che controllano accessi e Luna Park. Sicurezza e soprattutto prevenzione alle antiche fiere di San Luca, edizione 2019 al Giro di Boa, stand e Luna Park aperti fino a domenica, con una novità che in molti in queste giornate di festa hanno notato con i propri occhi: la presenza, ben visibile, di veri e propri addetti alla sicurezza all'interno dell'area che ospita giostre e bancarelle. Dall'anno scorso a quest'anno abbiamo anche la novità che abbiamo il bodyguard all'interno del parco divertimenti, 4 persone che sorvegliano tutte le attrazioni nei punti critici e 2 agli ingressi, ai varchi, uno a Sant'Ambrogio e uno in via Martini. Le stesse attrazioni, continua Carpentieri, hanno fatto passi in avanti sul fronte della tutela di ragazzi, mamme e papà che ci salgono. Sono migliorate sia nell'estetica che anche nella qualità del servizio e nella sicurezza. Ma è la lotta a borseggi e piccolo spaccio che gli organizzatori delle fiere vogliono potenziare con gli steward. La prevenzione sicuro, e poi con la loro presenza abbiamo eliminato quello che voleva fare quelle cosettine che a noi non piacciono, ecco. Parliamo ora di fisco e di imprese con l'ultima novità in tema di controlli. Si chiama ISA ed è un software che sta facendo davvero arrabbiare gli artigiani. Sentiamo. Artigiano significa evasore? Ma diciamo che è così, purtroppo ce la stiamo mettendo sulla pelle ormai. Passano anni e governi, ma gli artigiani trevigiani si sentono costantemente nel mirino del fisco. L'ultima novità si chiama ISA, ovvero indicatori sintetici e affidabilità, che per Confartigianato non è altro che la riproposizione degli studi di settore. In pratica questa piattaforma digitale dà i voti fiscali alle imprese artigiane. Applicativo dell'Agenzia delle Entrate, nel quale si infilano dentro i dati e dà un risultato, e su questo non si può discutere quello che è. E come a scuola, se il voto è basso scattano i guai. Quando che tu hai una pagella insufficiente sei ridotto ad avere un accertamento dall'Agenzia delle Entrate. Ma come tutte le cose all'italiana l'alternativa c'è, ovviamente in denaro. Si devono adeguare secondo i parametri dell'Agenzia delle Entrate e l'artigiano deve ancora contribuire alla forte tassazione che noi siamo in atto. Perché secondo Confartigianato l'ISA non è altro che la conseguenza del bisogno disperato da parte dello Stato di coprire la voce messa nella legge di bilancio che segna 2,5 miliardi di euro come entrate dell'evasione fiscale, da dividere ovviamente per le aziende del mirino. Consideriamo che ci sono 3,5 milioni di contribuenti, quindi circa 700.000 euro a contribuente. Se fosse vero quello che io ho in mente, che sono circa 40.000 soggetti, avremo una trentina di milioni nella provincia di Treviso. L'ennesima gabella ingiustificata, sottolinea la rappresentanza degli artigiani.
Se qualcuno volesse sapere veramente qual è il meccanismo che a partire dai dati fa ottenere i risultati, auguri. Ecco perché la protesta civile sarà di pari livello, affollando l'inserimento dati di ogni artigiano di osservazioni che il software sarà costretto a vagliare con il risultato di bloccare tutto. E se anche questo non bastasse, Confartigianato è pronta alla rivolta fiscale. Assolutamente di non adeguarsi all'Agenzia delle Entrate, alla pagella che vi viene data. Siamo qui noi come Confartigianato Mandamento di Treviso di trovarvi la soluzione per risolvere la nostra questione. Lutto a Resana, è morto improvvisamente questa mattina colto da malore mentre si recava a sottoporsi alle terapie per contrastare il tumore che lo aveva colpito pochi mesi fa. Pierino Luisetto, 58 anni, consigliere comunale in diverse amministrazioni, poi vice sindaco dal 2008 al 2013. Ha istituito con i volontari il centro sollievo Alzheimer, primo in Veneto, nel consiglio amministrativo della parrocchia per molti anni, presidente del comitato Sagre e Circolo Noi Parrocchia. Lascia la moglie, 2 figlie, la mamma, una sorella e 3 fratelli e molti amici. La data dei funerali non è ancora stata fissata, probabilmente si terranno mercoledì a Resana. Era un impegno ed un esempio per chi fa l'amministratore, per chi si impegna per la propria gente, mancherà a tanti, ha detto il sindaco di Resana Stefano Bosa. Sabato scorso abbiamo raccolto la provocazione di un cittadino per eliminare le barriere architettoniche per i disabili in carrozzina. Oggi la risposta del sindaco di Treviso. Se vuole il sindaco può fare tutto lui, però al limite lanciamo una sottoscrizione, facciamo una colletta per poter fare piccoli ritocchi. È stata questa la proposta lanciata attraverso di noi da Francesco Zanga, che a 68 anni in carrozzina vive quotidianamente la sua battaglia contro le barriere architettoniche. Proposta ma anche provocazione lanciata direttamente così al sindaco Conte. Io ti auguro, sindaco, di arrivare a 90 anni e quando avrai 90 anni io non credo che sarai perfetto come adesso. Forse una carrozzina la dovrai usare anche tu. Provocazione raccolta dal sindaco che rilancia. Lo invito a un incontro per evidenziare le problematiche e soprattutto per concordare le soluzioni. Un confronto non solo con il sindaco ma anche con chi a Casugana si occupa della situazione. Incontriamoci, lo possiamo fare anche insieme al disability manager, non è una questione economica, è una questione di idee e di proposte. È proprio sul risvolto economico che il sindaco assicura fondi, ma contemporaneamente appoggia l'iniziativa della raccolta fondi antibarriere per disabili. Questa è una priorità per la nostra amministrazione, quindi da un punto di vista economico i fondi li troviamo senza nessun problema. Le collette però fanno sempre bene, perché se c'è qualcuno che vuole contribuire a migliorare ulteriormente l'accessibilità della nostra città, perché no, sarò io il primo a versare il primo euro. Attacco turco in Siria, l'escalation militare non sta lasciando indifferente nemmeno la Marca. Sono stati circa 200 i manifestanti che oggi pomeriggio hanno aderito all'appello di CGIL Cisle Will, dandosi appuntamento per un presidio davanti alla prefettura in piazza dei Signori a Treviso. I sindacati trevigiani sono scesi in piazza al grido di No Bombs a sostegno della popolazione curda. La manifestazione si è svolta in contemporanea a livello nazionale nelle principali città italiane. Ed ora linea alla regia, la pubblicità. A tra poco. Viso. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Fontanelle, dove sabato sono stati festeggiati i primi 30 anni della Casa dell'Accoglienza, recuperata nell'87 dagli alpini della sezione di Treviso. Ce l'hanno quasi fatta. Con la tenacia e il senso del dovere che li contraddistinguono da sempre, gli alpini trevigiani stanno per completare il lavoro di ristrutturazione della casa colonica nel comune di Fontanelle, destinata a divenire centro di recupero, terapia e reinserimento lavorativo per giovani tossicodipendenti. Un lavoro che si protrae ormai da anni e che può ben essere quantificato nelle 35.000 ore di lavoro offerte generosamente dalle penne nere dell'ANA della provincia di Treviso, in un gesto di esemplare altruismo. Ecco oggi com'è la Casa dell'Accoglienza, nel giorno in cui gli alpini hanno voluto celebrare i 30 anni dall'inaugurazione.
Una festa ma anche un esempio di volontariato che dopo Fontanelle si è replicato in molte altre iniziative a favore delle comunità trevigiane. Per questo la casa è per certi versi un esempio che veniva raccontato così allora dai diretti interessati. Quando è stato fatto l'appello per rispondere alla richiesta della piccola comunità di Conegliano, è stata una risposta unanime e nel maggio dell'85 abbiamo iniziato e la media dei partecipanti è di 25-30, però abbiamo superato punte anche di 60-70 unità lavorative nei giorni di sabato e di domenica. 30 anni di un grande lavoro fatto da alpini per la comunità. E questo è importante per noi ricordarlo e far vedere cosa c'è ancora tutt'oggi, con grande esperienza anche di chi lo gestisce adesso. Questa casa è stata realizzata a suo tempo per iniziativa su richiesta di Don Gigi Vian, che si è rivolto a Francesco Catai, presidente della sezione Alpini, per ottenere la collaborazione per questa realizzazione. Adesso sicuramente ci sarà un'accoglienza alle famiglie che avranno più bisogno. Tipo? Quelli che hanno problemi di famiglia, ragazzi madri, coloro che hanno sentito un po' il disagio della comunità d'oggi. 30 anni dopo la cerimonia e non per vanagloria. Perché sia di esempio e di stimolo ai più giovani, ai nuovi che arrivano, e perché si sappia che quello della solidarietà, lo dirò, è un cantiere sempre aperto. Siamo allo sport, basket, sconfitta bruciante per la De Longhi Treviso nella tana della Fortitudo, una gara condotta per quasi tutta la sua interezza e persa solo nel finale. Un'altra trasferta dove abbiamo fatto bene, dove purtroppo però non abbiamo portato a casa 2 punti, questo è quello che conta in questo campionato, non conta essere bravi, fare le belle partite o essere contenti della prestazione dei ragazzi. La legge del parquet non ammette repliche, nemmeno se per quasi tutta la gara conduci un match contro un'avversaria tosta in uno dei templi del basket italiano, il Paladozza di Bologna. Perché se poi ti spegni nel finale, una squadra come la Fortitudo ti punisce, 77-69 per la precisione. E così Treviso torna a casa con la terza sconfitta in 4 gare, in vista peraltro del Super Derby contro Venezia. Una gara che ha visto la De Longhi impeccabile nei primi 2 quarti, aggressiva e a tratti dominante, grazie soprattutto a Fotu, Nicolic e Tessitori. Primo tempo da urlo, anche a più 13, poi Bologna ha preso le misure, ma fino a un certo punto risultato incerto. Negli ultimi 5 minuti ci è mancato un po' di lucidità, devo dire la verità, oltre alla lucidità abbiamo degli eccessi di generosità dovuti a tanti giocatori che vogliono fare bene, ci tengono a fare bene, che dopo in determinati momenti invece ci si ritornano contro. Una gara da dimenticare per entrambi sul fronte tiro dalla lunga distanza e ancora una volta Treviso perde il confronto diretto sui rimbalzi e sabato arriva la Reyer. Ci manca ancora un pezzo e questo è quello che ci deve dare, da un lato ci deve dare la cifra del buon lavoro che stiamo facendo nelle ultime settimane e dall'altra parte non ci deve per niente soddisfare. Ed ora la nostra pagina dedicata alle notizie da Belluno e provincia. Confindustria Belluno, Dolomiti e Basilicata insieme per la montagna a Matera 2019. Un patto all'insegna della cultura d'impresa, del territorio e del turismo, con l'obiettivo dichiarato di chiedere maggiore attenzione per la montagna e le sue imprese, al governo e alle istituzioni in genere. L'hanno siglato a Matera Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Basilicata, che ha annunciato l'adesione alla rete nazionale di Confindustria per la montagna, progetto animato proprio dall'associazione dolomitica. Il messaggio più forte che vogliamo lanciare è quello di chiedere al ministro Boccia, Francesco Boccia, di aderire quanto prima al progetto che era iniziato col ministro Erika Stefani e gli stati generali Confindustria per la montagna. È molto importante riprenderlo in mano. Dobbiamo far capire, ha detto ancora Berton, che i nostri territori montani sono un patrimonio per l'intero paese, le nostre eccellenze invidiate in tutto il mondo. E proprio le eccellenze del bellunese sono state protagoniste a Matera, all'Ipogeo San Francesco, dove centinaia di visitatori hanno potuto apprezzare la mostra dedicata alle Dolomiti UNESCO, al Tiziano e alla manifattura con un focus sull'occhialeria. Leitmotiv, le Olimpiadi, da quelle del 1956 a quelle del 2026. Siamo in un patrimonio UNESCO come le Dolomiti e questa è una cosa importantissima perché riusciamo a presentarci oggi in un club di prodotto che è quello UNESCO,
Un club di prodotto importantissimo che ci permette di essere nei posti più belli del mondo con un prodotto di grande bellezza, quello che sono le Dolomiti. La combinazione paesaggio e cultura che le Dolomiti e la città dei Sassi, seppur lontane geograficamente, esprimono insieme alla realizzazione di eventi internazionali che servono da volano per lo sviluppo complessivo dei territori, rappresenta il percorso da intraprendere per avviare sinergie e iniziative destinate alla promozione internazionale. Un malore durante una battuta di caccia sulle Marmarole ha avuto esito fatale per Remigio Calligaro, 64 anni, di Lozzo di Cadore, noto imprenditore dell'occhiale per almeno 2 decenni. Con la sua Optital Lozzo è stato tra l'altro presidente della piccola industria dal 2004 al 2006 ed è scoppiata la polemica sul ritardo nei soccorsi causato dalla mancata autorizzazione al volo notturno dell'elicottero del SUEM. La direzione generale dell'ULS 1 precisa in una nota che il volo notturno per l'ULS Dolomiti è previsto dalle nuove schede di dotazione ospedaliera approvate dalla Regione. Il contratto d'appalto con la ditta Babcock Italia è scaduto lo scorso 31 dicembre 2018 ed il servizio ora è in fase di proroga tecnica fino a nuova assegnazione. Una volta siglato il contratto, l'appaltatore dovrà attivare il servizio entro 6 mesi, mentre per l'inizio del volo notturno saranno necessari 120 giorni per il reperimento e l'addestramento specifico del personale. Andiamo ora in Alpago, festa grande ieri a San Martino di Chies per la Reunion dei Barattino, oltre 300 tutti discendenti dal medesimo albero genealogico. Vediamo. A San Martino del Pago, sulla destra orografica del torrente Tessina, tra i cognomi risuona già dal 1650 quello dei Barattin, dei quali si narra che la professione fosse quella di carbonai, antico mestiere legato a quelle persone che trasformavano il legno in carbone vegetale. È la pubblicazione Corriere dell'Alpago a raccontare come per la forte presenza del cognome Barattin in quella località fu presto necessario, per distinguere i vari gruppi familiari, l'introduzione di soprannomi. Fu così che, per distinguere il suo ramo, Martino Barattin, imprenditore edile di Venezia, creò il soprannome Piazza, al quale, dopo il suo matrimonio e la nascita di 4 figli, venne aggiunto Sandro. Oggi a testimoniare la storia dei Barattin, Piazza Sandro, c'è un albero genealogico, frutto di 2 anni di ricerche svolte da Gabriella e Barbara Barattin, spulciando i registri anagrafici custoditi nella canonica di Lamosano. Il primo incontro della grande famiglia dei Barattin nel 1996 a Faedio d'Erzo, e da allora l'occasione è quella di una grande festa, come è accaduto domenica, quando la famiglia dei Barattin, Piazza Sandro, aggiornata con i nuovi nati, si è data appuntamento a San Martino. Erano 320 di 4 generazioni nella sala polivalente del gruppo Giovani di San Martino, provenienti non solo dal nord Italia ma anche dal Belgio, dove alcuni sono emigrati. Prima la benedizione, poi il pranzo tipico della montagna, spezie e cervo con polenta e strudel, innaffiato dal vino delle pianure trevigiane e allietato dai balli del gruppo folk Bassanello. A tutti in dono il disegno dell'albero genealogico. È tutto, tra pochissimo l'appuntamento con 20:10, si parlerà del referendum della separazione Venezia-Mestre con Marco Sitran del Comitato Venezia-Mestre Due Grandi Città e Renato Boraso, assessore al Comune di Venezia. E poi in prima serata, come ogni lunedì, torna alle 21:15 Ring, la politica alle corde, in studio con Ferdinando Avarino, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia, Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, e Massimo Bitonci, onorevole della Lega. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Un'intensa perturbazione atlantica raggiunge l'Italia e dunque il tempo peggiorerà in maniera decisa nella giornata di martedì 15 ottobre. Nel dettaglio, sul Veneto avremo qualche spazio soleggiato in più al mattino. Col passare delle ore però avremo piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione, localmente anche intense. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 22 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, infatti avremo temporali frequenti fin dal mattino e in intensificazione in giornata, attenzione a possibili fenomeni anche forti. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra 18 e 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove appunto anche qui non cambia la situazione, con tempo perturbato un po' su tutta la regione, vedete. Temperature minime sui 9 gradi, valori massimi invece sui 16 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.